Uno splendido mazzo di fiori e un bigliettino di buon compleanno firmato mamma Anna, papà Ivan e i fratelli, il gemello Giovanni, lontano per studi, e il piccolo di casa Paolo. Per Letizia Moschin quella di oggi è una giornata speciale, spegne infatti 19 candeline. Nell'abitazione di Roncade da domenica sera si continua a festeggiare. Questo compleanno ha un sapore speciale dopo il secondo posto conquistato nella finalissima di Miss Italia. Sudato e meritato, sì. La vittoria le è passata davanti, in pochi minuti il sogno di essere incoronata la più bella è svanito, ma Letizia è soddisfatta della strada percorsa. L'ho pensato, però fino all'ultimo, insomma, ci ho creduto e ho lottato per il primo posto e sono contenta del mio secondo posto, ora come ora. Un secondo posto che vale come una vittoria e che spalanca a Letizia mille opportunità. Papà Ivan si rivolge alle realtà venete perché possano investire sulla figlia per promuovere le eccellenze del nostro Veneto. Che ci sia un dopo concorso e quindi che le istituzioni tutte a livello regionale e non, pubbliche, private, economiche e non, colgono questa grande opportunità di avere un'eccellenza anche nell'ambito così della moda e la sappiano valorizzare a dovere. La storia del concorso di Miss Italia insegna che spesso anche chi arriva alle spalle della vincitrice ottiene un successo internazionale. Sofia Loren e Gina Lollobrigida insegnano e così Letizia, con un futuro tutto da costruire, punta a realizzare il suo sogno. Ora come ora anche di entrare appunto nel mondo della moda. Una passione da far coincidere però con l'università. Lo studio prima di tutto, mi piacerebbe in particolare specializzarmi o in pediatria o in dietologia. Ad accompagnarla giorno dopo giorno i genitori orgogliosi della loro Miss. È una ragazza che quando si punta su una cosa ci crede fino in fondo, e questo è anche bello perché coraggio e tenacia sono delle qualità.